Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua. Mister Paolo Vanoli, innanzitutto come si recuperano le energie in pochi giorni? 3 partite in poco più di una settimana sono effettivamente molte. Ma sì, ci stiamo abituando, siamo cresciuti anche sotto questo punto di vista. Poi dopo sai, quando ci sono vittorie importanti, soprattutto quello che hai fatto al 90esimo, 92esimo a Pisa, e soprattutto una vittoria importante nel derby, sai, ti aiutano sempre di più il morale a recuperare velocemente le forze, soprattutto anche perché vai a incontrare una squadra e una partita bellissima. Ecco, a proposito del Como, alla luce del mercato invernale e dopo anche il cambio di allenatore, com'è cambiato? È cambiata totalmente, è cambiata, il mercato ha fatto alzare il livello di qualità, hanno preso giocatori dalla Serie A, Goldaniga, hanno preso Verdi, hanno preso Strefezza, giocatori che appena arrivati gli hanno fatto subito la differenza e gli hanno permesso di arrivare in alto. Però, ripeto, gli ho detto ai ragazzi che queste partite devono avere la gioia di giocarle perché sono bellissime, è una partita importante, lo sappiamo, però abbiamo anche una posizione in classifica che ci siamo meritati e quindi vedremo che cosa dobbiamo fare per poter riuscire a arrivare a questi 3 punti. A proposito di posizione in classifica, in settimana Bjarki Bjarkason dopo il gol ha detto noi ci crediamo alla promozione, altre squadre permettendo logicamente, ma quantomeno per crederci ci crede. Il presidente Niederauer ha detto io voglio la Serie A, chi ha detto che non la voglio? Ecco, quindi al di là dei playoff ovviamente che restano un obiettivo, credi anche tu nella promozione diretta, ripeto, sapendo che la concorrenza è tanta e forte? Io credo nei sogni, io sono come i miei ragazzi, credo nei sogni, noi lavoriamo per questo sogno, noi non vogliamo la Serie A, noi vogliamo sognare, perché non siamo stati costruiti per andare in Serie A, però con il lavoro e l'organizzazione stiamo vivendo questo sogno, quindi io fino alla fine lo continuerò a chiamare sogno, questa è la cosa più importante ed è questo che i miei giocatori devono vivere ogni giorno per raggiungere una cosa che sarebbe una favola. Tornando invece alla partita contro il Como, la squadra come sta? Tutti in campo, tutti abili arruolati come si usa dire? Sì, tutti bene, stiamo benissimo, tranne Lella che ho deciso di fargli fare un buon lavoro anche in questi 2 giorni qua per averlo al 200% settimana prossima, poi per il resto siamo tutti abili e arruolati. Quindi anche Mato Jaialo che aveva avuto diciamo una forma non perfetta, ecco. Ma no, Mato da quando è rientrato con noi in gruppo ogni giorno sta mettendo qualche cosina in più, sappiamo che per noi è un giocatore importante, soprattutto anche per pochi minuti come è successo, perché sa leggere le partite, perché ha esperienza del grande giocatore, sai quanto l'abbiamo voluto e ci è mancato per tanto, però ci è sempre stato vicino e adesso con lui abbiamo fatto un programma diverso perché penso che in queste 11 partite la sua esperienza sia fondamentale. Detto ecco dei cambiamenti del Como e delle indubbie difficoltà che questa partita potrà portare, quale potrebbe essere la chiave di lettura che potrebbe farvi fare punti in un campo non facile come quello di Como? Ma sicuramente la pazienza delle grandi squadre, questa è la cosa più importante, poi come ho detto ai giocatori dobbiamo fare una partita a livello tecnico, una grandissima prestazione, questa è la cosa perché quando sei stanco e perdi lucidità la tecnica ti aiuta a sopperire questo, quindi dobbiamo essere concentrati a gestire molto bene le palle in uscita perché loro sono una squadra che vengono a aggredire molto alti e dobbiamo essere sempre ben posizionati per far subito la giocata più qualitativa possibile.